Se per qualche motivo la famiglia non desidera diventare datore di lavoro, ma ha comunque bisogno di un lavoratore domestico che assista un familiare o che aiuti nelle faccende di casa, esiste un'alternativa. La famiglia può, infatti, decidere di contattare un'agenzia di lavoro interinale per ottenere le prestazioni di un lavoratore domestico. In questo modo, la colf, la badante o la babysitter verranno assunte con un contratto interinale, risultando alle dipendenze dell'agenzia e non della famiglia per la quale svolgono l'attività lavorativa. La retribuzione del lavoratore e il versamento dei relativi contributi previdenziali sono a carico dell'agenzia di somministrazione. Solo in caso di inadempimento da parte del somministratore, le obbligazioni restano a carico della famiglia o del soggetto utilizzatore. In caso di lavoro interinale, il pagamento delle indennità di maternità, paternità e malattia è effettuato dall'INPS con pagamento diretto, secondo i criteri e le modalità di calcolo previste per la generalità dei lavoratori del settore domestico.